Situazione meteorologica: una saccatura atlantica sulla penisola iberica richiama correnti umide dei quadranti meridionali sul nord Italia, che impattando con l'aria più fredda in quota porta oltre alle solite nubi anche qualche debole pioggia sulla Liguria, specialmente sul settore centrale, ma con temporaneo miglioramento già in giornata. Nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno in trasferimento ai settori interni e al medio ponente, nevosi sulle vette delle Alpi Liguri marittime al di sopra dei 1400-1500 metri e sulle vette avetane al di sopra dei 1600 metri, parziali schiariti sui tratti costieri. Infine in serata fenomeni in esaurimento, salvo locali rovesci sull'estremo levante intorno a mezzanotte. Venti deboli da sud-sud-est sull'intero territorio, locali rinforzi moderati da est e sud-est al largo e sulle coste imperiesi in serata. Generale rinforzo del moto ondoso e in serata mare mosso su tutti i settori, temperature in lieve calo nelle aree interne ovunque non oltre i 16 gradi. Per domani, martedì 3 marzo, la Limet prevede precipitazioni a carattere di rovescio in mattinata sul levante, più asciutto a ponente con schiarite più ampie spostandosi verso l'imperiese, mentre l'instabilità pomeridiana interesserà l'entroterra di levante con rovesci tra Aveto, Trebbia e Vara, infine ampie schiarite sulle coste imperiesi e nuvolosità sparsa altrove con bassa probabilità di precipitazioni. Venti in rotazione notturna a nord, su centro-ponente rinforzi moderati sull'imperiese e nelle dorsali esposte dei versanti marittimi genovesi e savonesi, deboli a regime di brezza a levante con rotazione temporanea a sud nel corso del pomeriggio. Mare mosso a ponente, poco mosso quasi calmo sulle coste del centro-levante. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, specialmente nei valori massimi e sulle coste di centro-ponente.